Buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni J. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento durante il quale festeggiamo i 2000 video pubblicati su YouTube. Allora, un attimo che già vedo che c'è qualche cosa che non va. Allora, un attimino solo, che qua secondo me c'è qualcosa. Anti-aliasing, opacità dello sfondo, no, così. Oh, così si legge bene, ok. E niente, era un problema di trasparenze su, diciamo, sotto la scritta. Va bene, ok. Benvenuti, vediamo se funziona tutto. Un attimo solo. Allora, qui ci dovrei avere la chat, vediamo se funziona. Sembra che funziona la chat, ok. Quindi io me la metto così, rimpicciolisco e via. Così posso vedere i vostri messaggi. Allora, sono le ore 12:20 quasi, mancano pochi secondi alle 12:20 di questo 27 aprile 2026. Io avevo detto che avrei fatto tante live, non mi è stato possibile, però mi sto dedicando parecchio alla pubblicazione dei video. Come sapete, come chi mi segue sa, tutti i giorni io pubblico almeno un video. Le ultime 2 domeniche non mi è stato possibile, però diciamo in linea di massima ogni giorno io vado a pubblicare un video che è un mix, diciamo una compilation. Ultimamente sto pubblicando le compilation di Cristina D'Avena, che si chiamano Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, vanno dalla 1 alla 21, quindi siamo anche agli sgoccioli. Anche lì ne mancano pochi numeri da pubblicare, poi dopo pubblicherò altre compilation, che ne ho tante da pubblicare, quindi almeno una compilation al giorno. Allora, un attimino solo che vediamo un po' di far funzionare anche il cellulare, se mi funziona, perché è un macello qua, non ci interessa nulla. Ok, anche il cellulare sembra funzionare. Allora, cosa dobbiamo fare durante questa live? Allora, innanzitutto festeggiamo i 2000 video. Questo è il 2000esimo video che io pubblico sul mio canale, ovviamente compresi anche gli short, ovviamente comprese le live e compresi i video che stanno nell'area video. Quindi è un bel numero, è un numero abbastanza grande. La prossima volta festeggeremo a 5000, ok? Quindi la prima volta abbiamo festeggiato a 1000 video e l'ho raggiunti, superati. Adesso siamo arrivati a 2000 video, quindi il doppio, e poi andiamo spediti verso i 5000 video, ok? Grazie, perché ultimamente stanno aumentando anche le visualizzazioni degli short. Non so se devo ringraziare YouTube, se devo ringraziare i miei follower, non lo so, però fatto sta che sono 4-5, circa una settimana, via, una settimana che da che avevo sugli short una decina, 10-15 visualizzazioni, siamo passati ad oltre 100-150, alcune addirittura 800 visualizzazioni, che per me sono tantissime, anche perché io vado a pubblicare tutti i giorni almeno una frase tra tutte quelle che mi capitano, perché io tra YouTube e Instagram mi capitano diverse frasi celebri, diciamo dai canali più diversi,
e quindi io ne scelgo una sola tra tutte queste e la pubblico poi sul mio canale YouTube, aggiungendoci anche un sottofondo musicale che lo scelgo io di volta in volta. Ok, quindi grazie mille che andate a vedere queste, diciamo, queste frasi celebri, non solo che sono chiamate le frasi del giorno, non solo, ma io pubblico anche per adesso un 45 giri del giorno o un video del giorno o entrambi. In alcuni casi ho pubblicato sia il 45 giri del giorno che il video del giorno. Quando mi capita un bel video che reputo possa piacere ai miei follower, io lo prendo, lo scarico, poi ovviamente se ho anche, ovviamente il link ce l'ho, però diciamo se vedo che è ripubblicato da altri, è inutile poi che faccio pubblicità a uno che ha ripubblicato il video, non ho tempo, non è modo neanche di andare a cercare il video originale da chi è stato pubblicato, però normalmente io sono solito scrivere anche nella descrizione diciamo, dello short, in questo caso del video, che io vado a ripubblicare anche il link alla fonte originale, anche se è al di fuori di YouTube, per esempio se trovo un video su Facebook o su Instagram. Sto pensando, non lo so per quanto, di riaprire il mio TikTok, perché l'editor di TikTok è 10.000 volte meglio dell'editor di YouTube. Mi permette di metterci degli effetti su dei video, mi permette di rimpicciolirli, mi permette di tagliarli, cosa che YouTube fa molta fatica. Io quando ho un'immagine la devo già avere adattata io a priori prima di caricarla come short su YouTube, altrimenti me la ingrandisce, mi escono fuori le scritte, insomma è un po' più problematico, mentre su TikTok mi permette di ingrandire, rimpicciolire e tagliare addirittura un'immagine prima di farla diventare un video, quindi mi permette determinate cose che YouTube non mi permette di fare. Quindi forse solo per l'editor che è gratuito, è un tool gratuito TikTok, lo pubblico poi su TikTok e poi ovviamente me lo scarico, lo ripubblico un video eventualmente pure sul canale YouTube. Grazie per seguirmi. Allora, dobbiamo fare l'unboxing di tutte queste scatole che vedete qua. Io direi di procedere già partendo dalla prima scatolona che vedete qua in alto, questa di Amazon. Come vedete, il baffo di Amazon deve sempre ridere, si fa una bella risata il baffo di Amazon, e noi procediamo con l'unboxing di questa scatola. Allora, eccola qua, la prendiamo. Fortunatamente non sono pesanti, eccoci qua, eccoci qua. A proposito di Amazon, io vi invito a visitare i miei siti, partite da class74.it e poi andate a visitare tutti gli altri siti in modo da fare i vostri acquisti su Amazon e di supportare, diciamo, la crescita del mio canale. Ok? Allora io sto facendo appunto, allora sto aprendo questo scatolone in modo che così poi lo potrò pure buttare. Vediamo cosa c'è dentro. Andiamo ad aprire questo enorme scatolone. Guardate che quanto diciamo uno scatolone gigante, che poi va a contenere, come sappiamo sempre, eccolo qui. Allora, questo tirato via. Allora, ecco qua. E ovviamente questa è la scatola standard di Amazon per contenere i vinili. Ok? E che vinile sarà questo? Allora, non ci riesco a leggere neanche, però non lo so. Allora, forse ho capito che vinile è. Allora, noi facciamo l'unboxing tirando questa. Via, 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 via. Ok. Metto qua, va. Ok. Andiamo a vedere. Sì. Allora. Si capisce? No, ancora non si può capire. Ancora no, ancora no.
ed eccolo qui, è lui. Questo album mi mancava anzi, perché adesso ce l'ho. Eccolo qua, Escape di, lo vedete anche là dietro, è lui sempre. Questo è Thriller, questo qui che sto indicando adesso è l'album di Thriller, tra l'altro mi pare che è proprio la stampa dell'epoca quella, non è una ristampa. E questa è Escape Michael Jackson. Ora qui c'è, vabbè, ci sono dei riflessi, però quasi sicuramente riuscite a leggere ciò che c'è scritto. Questi sono i brani contenuti in questo singolo vinile. È un singolo vinile nero, l'ho preso perché stava in offerta su Amazon. Ogni tanto fanno le offerte, eh. Ovviamente è una ristampa. Qui è distribuito da Sony Music. Sony Music che si è comprata poi tutto il catalogo di Michael Jackson. Mamma mia, è bellissima sta copertina, oh. Proprio bella bella. Poi tra l'altro è Gatefold, ma è un singolo vinile questo, che io sappia è un solo vinile questo. Infatti side A, side B, Escape, Love Never Felt So Good, Never Felt So Good, Loving You, Slave to the Rhythm. Bello. Bello, 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 veramente, veramente un bel vinile, un bell'album questo e mancava alla mia collezione. Adesso sto finendo, ovviamente ho tanti picture disc di Michael Jackson e sto continuando a fare altri picture disc perché piano piano che mi si presentano le occasioni cerco di riempire i buchi dei picture disc perché in vinile nero mi sembra che ce l'ho tutta la discografia. Mi sembra di ricordarmi sì, che ce l'ho tutta la discografia in studio di Michael Jackson. Mentre come picture disc ho dei buchi e allora appena vedo delle occasioni, delle offerte speciali, cerco di andare ad acquistare per avere una diciamo discografia anche in versione picture disc dei vinili di Michael Jackson. Allora, andiamo a vedere quest'altro, sempre il baffo che ride, vedete? Il baffo se fa una bella risata, sempre acquisto su Amazon. Tra l'altro, mentre faccio l'unboxing, esiste un sito internet, esiste una pagina Facebook e un canale Telegram che si chiamano tutti quanti Il Mondo del Vinile. Nel caso della pagina internet, il nome completo è www.ilmondodelvinile.it. Ecco, se vi iscrivete diciamo, alla pagina Facebook, se avete un account Facebook o al canale Telegram, beh, lì io pubblicherò tanti, sto già pubblicando, ce ne sono già tantissimi, tanti vinili che sono in vendita su Amazon e qualche volta vengono anche fatte delle offerte su quei vinili, ok? Ed ecco un'altra scatola di queste di Amazon che contengono ovviamente vinili. Allora vado a leggere. Ok. Allora andiamo a vedere. Sì, così. Andiamo a vedere cosa contiene questo porta vinile. In teoria dovrebbero essere due qua dentro, eh. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Togliamo e togliamo questo coso. Ok. Allora, vedo prima io se sono due. No, è uno solo. Però allora, infatti no, è uno solo, sì.
è uno solo. Ok, ok, andiamo a vedere, questo lo riconoscete subito, questo lo riconoscete subito, no, così, così perché questo lo si riconosce subito, anche se me l'hanno messo sotto sopra, Allora, io devo ancora andare al cinema a vedere questo stupendo film. Allora, questo è il doppio vinile Clear, doppio vinile Clear, colonna sonora OST Original Soundtrack del film Michael. Ok, adesso io avvicino il più possibile e faccio scorrere i titoli, a mo' di titoli di coda di un film contenuti in questo doppio vinile Clear Transparent. Stavo pensando di andare ad acquistare anche il doppio vinile rosso direttamente dal sito europeo di Michael Jackson, dove vendono il merchandising di Michael Jackson. Oh, vedete questo qui c'è scritto Amazon Music Exclusive Vinyl. Questo è un vinile che è stato fatto proprio per Amazon e infatti è in clear transparent. Ok? E questo è una busta singola, una busta in cui dentro ci sono due vinili. www.michaeljackson.com. E qua vabbè, I'll Be There, Never Can Say Goodbye, Who's Loving You, Midley, I Want You Back, ABC, The Love You Save. Poi c'è Ben, Don't Stop Till You Get Enough, Beat It, Thriller, Billie Jean e Wanna Be Starting Something, Human Nature, Working Day and Night e Bad. Una più bella dell'altra queste canzoni, brani proprio molto molto belli, colonna sonora OST del film Michael, di cui questa immagine è la copertina, è la, ma non la copertina del video, è proprio la locandina del film Michael. Ho letto un po' di recensioni e diciamo ne parlano molto bene. L'unica cosa che hanno detto, che io ho sentito, è che non tratta, diciamo, le vicende che hanno coinvolto Michael Jackson, ma che secondo me totalmente infondate. Io ho sempre ammirato Michael Jackson perché ha fatto dei brani musicali che hanno aiutato, diciamo, tutti, al di là degli aiuti economici che possono scaturire da un brano musicale, ok? Per esempio We Are the World, per dirne uno, però al di là degli aiuti economici che uno può dare, producendo e facendo Hail the World, cioè è un inno talmente bello che non lo so spiegare, ti aiuta già solo quella da solo, solo quel brano da solo, quindi diciamo non è solo un aver aiutato economicamente l'umanità, ma lui ci ha lasciato un qualcosa di indimenticabile. Non c'è niente da fare. Michael Jackson è Michael Jackson, non ci sarà mai più. Io, secondo me, io lo penso, come non ci sarà mai più nessuno come tanti che ci sono stati nel nostro periodo o anche prima, però come Michael Jackson non ci sarà mai più nessuno, secondo me, come all'altezza di Michael Jackson non ci sarà mai più nessuno. Lui era un ballerino, coreografo, era regista, andava diciamo a migliorare sempre quelli che potevano essere i suoi video, a cercare sempre migliori registi per fare video migliori, quindi stava proprio al di sopra anche del regista, perché lui sceglieva i registi e li andava a cercare, paroliere, ha scritto le parole, la musica, ha cantato, ballato, ha organizzato concerti che
sono rimasti veramente nella storia per la bellezza, per diciamo l'organizzazione, veramente a livello mondiale è difficile trovare un'altra persona, diciamo, a livello di Michael Jackson, così completa, perché Michael Jackson ha il, diciamo, il pregio di essere completo, un artista, diciamo, completo. Ok? Detto questo, io direi di andare avanti a sballare altri pacchi. Allora, questo non ve lo posso far vedere da davanti perché c'è l'indirizzo, però ve lo faccio vedere da qua. Questo è sempre un contenitore di vinili. Questo lo posso girare come mi pare, perché diciamo questo è uno dei tre che ho acquistato in un negozio a cui io sono molto affezionato, ovvero la discoteca laziale, via Mamiani. Ci sono stato la settimana scorsa, venerdì, tra l'altro hanno aperto alle 9 precise, spaccare. Io ho accompagnato mia figlia perché aveva l'alternanza scuola-lavoro, lì vicino a Roma Termini, un po' più lontano, a 1,5 chilometri da Roma Termini, vicino il cimitero monumentale. Vabbè, lei è andata alla Sapienza, quindi più o meno la zona è quella, zona Roma Termini. Quindi ci siamo dati appuntamento con un'amica che ha preso la metro proprio davanti alla discoteca laziale. Erano le 9 meno 5 circa. L'amichetta di Chiara poi è arrivata poco dopo le 9, però alle 9 precise la discoteca laziale ha aperto. È bellissimo come negozio di vinili, diciamo un negozio a Roma Termini tenuto maniacalmente, è qualcosa di spettacolare da vedere quella discoteca, è un negozio veramente, io ne ho visti tanti, c'è per esempio bellissimo il Move On a Firenze, per carità, ne conosco tanti, ci sono dei negozi di vinili usati anche a Pescara, per esempio anche qui a Roma c'è 1000 Record Store a Via Merulana, ce ne sono tanti ancora di negozi di vinili, però lasciatemelo dire, sono tutti belli, per carità, io vi consiglio anche di andare a visitare qualora loro li abbiano i siti internet. Comunque come la discoteca laziale, c'è solo la discoteca laziale. Ah, qui c'è anche Goody Music, l'ho nominato più volte, Goody Music è rimasto un po' più piccolino come negozio di vinili, però ancora esiste. E quindi niente, praticamente la discoteca laziale vale la pena di farci un salto qualora qualcuno di voi venga a Roma. Ok? Allora io intanto, ecco, se io levo questa etichetta che si è levata facilmente, la metto qua, vi posso far vedere anche l'etichetta originale della discoteca laziale, vedete? discotecalaziale.com. Quindi se volete fare i vostri acquisti andate su www.discotecalaziale.com. Loro spediscono in tutta Italia, non solo, ma sono rivenditori ufficiali, e non solo, loro hanno anche una produzione propria, IDL version, di vinili che vengono fatti solo ed esclusivamente per la discoteca laziale. Allora andiamo a vedere qui dentro cosa c'è. Allora, ok, 1 e 2, perfetto. Allora, io l'ho voluti vedere prima per vedere. Allora, qui dentro guardate l'imballo come è fatto bene, l'imballo è a prova proprio di corriere, diciamo. Ok, adesso vado a prendere, sono due vinili. Allora, andiamo a vedere il primo, visto che stiamo parlando di lui. Vabbè, tanto basta che lo metto qua, voi non lo vedete. Ok, sì, infatti. Allora, il primo, guardate un po', il Picture Disc di Off the Wall. Off the Wall era un album che mi mancava, l'ho preso ultimamente in vinile nero perché stava in offerta, adesso ho trovato in offerta il Picture Disc, che è qualcosa di spettacolare. Vedete, Off the Wall è un disco che è uscito prima di Thriller. Allora, vi voglio far leggere i titoli, qualora questo coccio, cioè non è un coccio, ma
purtroppo il sistema operativo che ho, che è Windows 7 ancora, e ho dovuto mettere dei driver compatibili di un'altra videocamera, sempre Logitech, e quindi non mi funziona bene né il fuoco automatico e neanche diciamo, l'intelligenza artificiale che mi segue dove devo andare, perché ovviamente i driver sono compatibili e non sono quelli originali Logitech. Allora, questo è Off the Wall, Michael Jackson, in versione picture disc. Guardate che bel picture disc, è veramente qualcosa di spettacolare. Però io vorrei che riuscisse a mettere... Oh, perfetto, l'ha messa a fuoco, vedete? Quincy Jones, produttore, lato A, Don't Stop Till Get Enough, Rock With You, Working Day and Night, Get On The Floor, Off The World, Girlfriends, She's Out Of My Life, I Can't Help It, Is The Falling In Love, Moon The Disco Out. E questi sono i brani contenuti lato A e lato B su questo long playing, in questo caso picture disc, ma come vi ho detto io ho anche la versione in vinile nero remastered. Ok? Quindi 3 dischi di Michael Jackson abbiamo visto, e come sapete io sono anche un grande fan di Marco Masini, e questo disco mi era, diciamo, sfuggito, e quindi l'ho visto alla discoteca laziale e l'ho subito acquistato. Ok? Spostato di un secondo, limited edition, tra l'altro 77 di 500 copie, quindi questa è una vera limited edition, vedete? Trasparente blu, quindi questo è un vinile blu trasparente, Marco Masini, spostato di un secondo, vedete? In limited edition versione blu trasparente, limitata a sole 500 copie. Mi sembra che ce n'è ancora qualche copia alla discoteca laziale di questo bellissimo album di Marco Masini. Andiamo a leggere insieme, se ci riesco, il contenuto di questo vinile. Un attimo solo. Ok, vediamo un po', allora, ma quale felicità nel tempo in cui sono tenuto a restare, spostato di un secondo, tu non esisti, invece di scriverti una canzone, la massima espressione d'amore. Poi al lato B c'è guardiamoci negli occhi, all'altro capo del filo, qualcosa che cercavi altrove, la vita comincia, una lettera a chi sarò, signor tenente. E questi sono i brani contenuti in questo splendido LP, bellissimo LP di Marco Masini. LP, come vi ho detto, come vi ho mostrato, in edizione limitata numerata, e questa è la copia 77 di 500, quindi non sono tantissime copie, me la sono voluta giudicare. Molto molto bella anche questa copia di un vinile di Marco Masini. Andiamo avanti, sempre alla discoteca laziale. Io vado sempre a provare a togliere questo adesivo con l'indirizzo, non che voglia tenere nascosto chissà che, però ok, ok, l'ho levato anche quest'altro adesivo. Allora, eccoci qua, come vedete c'è sempre l'adesivo discoteca laziale. Aspetto che mette a fuoco, eccoci, discotecalaziale.com. ok, e adesso vado sempre, allora, to open, they are here, and beh, allora, come sempre gli do prima un'occhiata io.
allora, eccolo qua. Allora, ok, questo lo metto qui. Guardate un po' che cosa è uscito da lì. Io sono un fan anche suo, Questo è Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante, ho 20 anni con te. È l'ultimo LP uscito di Riccardo Cocciante. Vedete? Ho 20 anni con te. Il nuovo album vinile nero, 180 grammi. Allora, come abbiamo fatto prima, se riesco a mettere a fuoco, lato A, ho 20 anni con te, aerei, personaggi di un romanzo, amore, mare, morte, le Polaroid, vai lupo, corri, al lato B, piena di terra la mano mia, Odile, amo gli amori, un uomo in armi, l'ora delle rondini, il pensiero che resta. E questa è la copertina di questo vinile di Riccardo Cocciante, nuovo album Ho 20 anni con te. Ok? Ho 20 anni con te, Riccardo Cocciante. Riccardo Cocciante, il nuovo album che è uscito da poco, un mesetto fa. Dovrebbe essere uscito circa un mesetto fa. Il nuovo album di Riccardo Cocciante dopo tanto tempo. Ho 20 anni con te, il cantante di Margherita. Anzi, saluto anche mia moglie che si chiama Margherita e che odia questa canzone di Riccardo Cocciante. Eppure io mi chiamo Renato. Praticamente a me cantavano sempre la canzone Renato, 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 però io non è che odio quella canzone, me la cantavano, va bene così. Ok, siamo arrivati all'ultimo contenitore che però pesa, 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 pesa. Ok, qui ci sono tanti vinili, questo pesa, questo pesa. Allora, questo sono stato contento di averlo preso, per quanto io ho ancora degli ordini che devono arrivare da altri negozi anche di Roma, e quindi purtroppo ci sono stati dei ritardi nelle consegne di alcuni vinili in edizione limitata, anche quelli del Record Store Day, e quindi purtroppo mi tocca aspettare, quindi ci vedremo poi la settimana prossima per fare anche altri unboxing, perché alcuni vinili mi arriveranno addirittura alla fine della settimana prossima. Ok? Quindi eccolo, ammazza quanto pesi, oh. Allora, vediamo come è arrivato questo. C'è sempre il bollino, ve lo faccio sempre vedere, della discoteca laziale. Ok? Eccolo qua, con tutti i social su cui è presente. Io li seguo sia su Facebook che su Instagram. Ok? Però gli acquisti vengono fatti su www.discotecalaziale.it. Dice: perché non ci vai di persona? Perché arrivare a Roma Termini da qui, da dove abito io, è un viaggio, devo dire veramente un viaggio. Quindi mi conviene poi pagare qualche volta, cioè io ho sempre pagato 1,90 euro di spedizione, va bene l'euro e 90, ben speso, perché già solo di benzina e di tempo vado oltre, parecchio oltre l'euro e 90 che spendo per la spedizione. E quindi però già a mia moglie gliel'ho detto, ci voglio riandare, perché ho visto che hanno fatto dei lavori
e secondo me si sono anche ingranditi, perché io mi ricordo che c'è un'altra parte in fondo che non mi ricordo che c'era. Comunque, allora, perfetto, perfetto. Allora, sono due e ve ne faccio vedere prima questo. Ah, guardate un po'. Allora, ok, dai. Qui ce n'è un altro che poi lo mostrerò. Guardate un po' qua, 4 vinili. Allora, io seguo il canale YouTube di Gigi D'Agostino che si chiama Lento Violento da tanti anni, ok? Ogni tanto mi vado ad ascoltare qualche brano di quelli contenuti sul canale YouTube Lento Violento di Gigi D'Agostino e mi piacevano parecchio e dicevo sempre ma perché non pubblica qualcosa preso da, diciamo, da questo canale, e non mi ero accorto che già lui aveva fatto uscire tempo fa questi quattro vinili. Quindi questo è un gatefold, come vedete è un gatefold, vedete? Vabbè, si vede anche da qua. Vedete, è un gatefold dove dentro ogni tasca ci sono due vinili. Quindi sono 4 vinili, vedete, guardate i brani che contengono. Sono veramente tanti. Quindi sono 4 vinili con tutti i brani che lui, cioè non tutti, alcuni brani che lui ha pubblicato su YouTube. Ah, ecco, pure c'è qualche altra cosa che non va, vedi? Su YouTube, scusate un attimo, me ne sono accorto adesso perché allora voglio vedere. Ok, aspetta, aspettate che voglio vedere una cosa. Oh, così deve essere. Non mi tornava il green screen, pensate. Ok, perfetto, sì. No, c'era un green screen, vabbè. Purtroppo è il bello della live, questo io faccio tutto da solo e quindi stavo dicendo alcuni dei brani presi dal canale YouTube, quindi andate a cercare Lento Violento su YouTube, però questo io lo voglio rimettere qui sopra. Allora, Lento Violento su YouTube Gigi D'Agostino e qui ci sono veramente tanti brani. Stavo vedendo che c'è scritto pure a che velocità gira ogni lato perché pensavo che magari ce n'era qualcuno che girava a 45, invece sono tutti a 33 giri. Qui c'è diciamo l'autore, c'è il titolo del brano e addirittura anche la durata. Ok, guardate, ve lo avvicino un po' in modo che magari, ecco, guardate se riesco, però ecco, forse così ve lo riesco a far vedere. Guardate quanti brani, guardate quanti brani, vedete accanto c'è la durata, sono un fiume di brani, che poi sono uno più bello dell'altro, eccolo qua. E questo è Gigi D'Agostino, Lento Violento, ok? E questi sono 4 vinili neri, dovrebbero essere neri, da quello che mi ricordo su 4 vinili neri. Allora andiamo a prendere l'ultimo vinile che ho acquistato, che esce da qui, senza indugio. Andiamo a vedere, questo è il maestro Robert Miles, The Ultimate Collection. Questo è l'anniversary edition, 30° anniversario, è uscito l'anno scorso, lo sono riuscito a trovare lo stesso,
e sono tre vinili colorati, uno più bello dell'altro. Copertina nera, quindi bianco e nero questa copertina per Robert Miles The Ultimate Collection, e qui ci sono tutti i suoi più grandi successi. Prima ve lo faccio vedere così, ok, cercando di non far riflettere troppe cose, non so come mettono, si riflette l'orologio, vabbè. L'orologio ovviamente è fermo, se qualcuno che vede questo video, questa live, eccetera, mi dice qualcosa, l'orologio è fermo, quello lo so, l'orologio è fermo, ok? Non ci ho messo più la batteria, quindi l'orologio è fermo. Aspettate che sto sistemando. Ok, allora, mi sa che senza levarci la plastica diventa complicato. Vabbè, faccio vedere un po' così. Disco 1, disco 2 e disco 3. Comunque se li cercate questi i titoli anche su Discogs ci sono, c'è tutto l'elenco dei titoli. Questo è un Gatefold a 3, questo si apre addirittura a 3, lo vedo già dalla piegatura senza neanche che lo apro, bellissimo anche questo, Smilax Remastered, questo chi Smilax, questo l'hanno fatto proprio loro, Smilax Publishing, ma è possibile che www.self.it hanno fatto loro, Altrax Written by Publishing by, ecco, EMI Virgin Music LTD, EMI Publishing LTD, quindi è della EMI. La EMI ha, diciamo, i diritti dei brani di Robert Miles, quindi Children, One and One, Fable, Fantasia, quanto mi piaceva Fantasia, Fantasia bellissimo, pure Landscape, Landscape un brano molto molto bello, Princess of Light, In the Dawn, poi Red Zone, belli, belli, questi sono uno più bello dell'altro, questi brani. Poi c'è For Us, Full Moon, A New Flower, Space, poi c'è Nation, belli, 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 stiamo vedendo, Freedom, featuring Cady Sledge, Fantasia, belli, 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 Fable, Message Version, 7 minuti, c'è sia Children Dream Version, che è la versione più bella di questo brano di Children, e c'è anche Fable Message Version, che è la versione più bella, e tra l'altro pure Fantasia sempre vocal, quindi Message Version sempre con la voce di Fiorella Quinn, ok? Landscape, bello bello, Fable Dream Version, Children, c'è pure la versione originale di Children, Children Original Version, e poi c'è One and One Club Version. One and One è pure bellissima come brano, in quegli anni fece dei brani che ebbero un successo tutti quanti incredibile, quindi anche lui stesso ebbe un successo che secondo me pure lui non si aspettava, però diciamo non c'era una discoteca che non mettesse almeno uno dei suoi brani in quegli anni, sempre, 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 era costante, presenza costante in tutte le serate, proprio con almeno uno o più dei suoi brani, in tutte le serate, proprio Children, poi non ne parliamo, ok? E quindi abbiamo fatto questo lungo, lungo, lungo unboxing, ok? Bene, bene, bene. Siamo addirittura di arrivo, no, poi guardate, va, vi faccio vedere questo pacchettino, senza neanche che lo apro, anche questo tanto vi faccio vedere, guardate, Lego,
Ieri, allora vi dico, l'altro ieri, sabato, sono stato alla fiera di Roma, dove c'è la fiera del mondo, e noi siamo stati ovviamente alla fiera orientale, alla fiera giapponese. Erano due padiglioni della fiera di Roma, allestiti molto molto bene, pieni di stand, pieni di iniziative, balli anche di gruppo, c'era un po' di tutto, c'erano palchi dove si esibivano artisti provenienti da tutto il mondo. Quindi oltre a questo c'erano tanti stand gastronomici, c'erano tanti stand anche di artigianato, artigianato locale, quindi dei vari paesi. Per esempio nello stand country c'era tantissimo artigianato, artigianato per esempio cappelli, i poncho, veramente veramente bello, stivali, chi più ne ha più ne metta, c'era tanto artigianato. Ovviamente anche nelle parti orientali, nella parte dedicata alla Corea, va bene. Però ieri siamo andati invece ai Japan Days all'Atlantico Live, ok? A Via dell'Oceano Atlantico, zona Eur, ok? E lì c'è sempre diciamo uno stand che mi piace tantissimo vedere, voi lo sapete, che ha tante Lego minifigure, ok? Io ho trovato, non so se ve l'ho già fatto vedere, mi sembra di sì, tante minifigure degli anni 80 le ho messe qui dentro, ok, temporaneamente, in attesa di poterle esporre. Ne prendo una sola come campione, se riesco, ma non riesco. Qui dentro ci sono soltanto i pezzetti avanzati. Vabbè, vediamo se qua ce n'è qualcuna attaccata. Sì, vedete, sono action figure così, guardate, action figure anni 80, 80-90, queste action, queste minifigure, che action figure, minifigure, ecco per esempio. E io lì dentro a diciamo a quello scatolino, che cosa ho fatto? Ieri sono andato al Lego Store, vedete qui mancano pure i cappelli, vabbè sta tutto qui dentro comunque. Sono andato al Lego Store e mi sono preso, visto che qui li avevo messi compatibili, vedete questi non sono Lego originali, questi pezzi, vedete pure sotto con le X, ecco quello giallo è un Lego originale, quello blu è un Lego non originale. E niente, ho preso tutti i pezzettini Lego originali. Vedete pure qua ci stanno i capelli, mannaggia. Devo stare attento a non perdere niente. E quindi quanto prima mi dedicherò a fare le basi per esporre queste minifigure. E quindi qui dentro ci sono tutte le minifigure. L'ho trovato io questo scatolo temporaneamente in attesa di poterle esporre. E qui dentro ci sono tutti i pezzi che mi servono, me li sono andati a scegliere uno per uno con l'aiuto di mia moglie e mia figlia. Abbiamo preso tutti i pezzettini che ci servivano proprio per andare a diciamo esporre tutte quelle minifigure. Sono una quarantina di minifigure, quindi non sono neanche poche, sono più di una quarantina di minifigure, per esporle diciamo in modo che stanno in discesa, come appunto le poltrone di un cinema che stanno in discesa. Anche diciamo lì ho idea di farle in discesa e quindi per esporle poi in una vetrina. Vedremo poi che cosa verrà fuori da questa idea. Comunque l'idea c'è, lì era parzialmente realizzata con dei pezzi di Lego compatibili che io avevo sempre, quelli pure sono degli anni 80, degli anni stesso di quando sono le action, le minifigure che ci sono sopra, tutta roba originale di quegli anni là. Però adesso quello che ci sta dentro questa, anche perché si vedrà pure dai colori, questi sono tutti colori pastello che avevano lì al Lego Store, e quindi ho preso questi, diciamo, questi pezzi che mi servono proprio per fare l'esposizione di queste minifigure. Poi piano piano ne comprerò anche qualcuna aggiuntiva e le esporrò in aggiunta a quelle che ho, diciamo, che esporrò a breve, brevissimo tempo in una delle mie vetrine, perché sono diventato un appassionato anche di queste Lego minifigure, che ce ne sono alcune veramente veramente carine, veramente fatte bene, ok?
detto questo, mi sa che non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima live che non so quando sarà. Sprea ha chiuso quasi tutte le testate, mi sembra che è rimasto solo Anime Cult di cui possiamo fare lo sfogliamo insieme, però a breve mi arriverà Zap e poi dovremmo riprendere in mano Passione Amiga. Questo per quanto riguarda Sfogliamo Insieme. Poi per quanto riguarda Reni Toons avevo in mente di farvi vedere anche tanti manga che io ho di là, però purtroppo tirarli giù dalla libreria devo vedere esattamente come sono messi, perché dopo li devo mettere esattamente come stanno. È non solo una comodità, perché adesso così come stanno c'entrano perfettamente, eccetera, ma è anche una mia cosa che se prendo una cosa la devo rimettere esattamente come stava. Ognuno ha le proprie idiosincrasie. Io sono fatto così. Se prendo una cosa la devo rimettere esattamente come stava dove l'ho presa. In chiusura di live, qualora vi piacciono questi contenuti che io propongo, mettete un like al video, mettete un commento se lo ritenete opportuno, magari condividetelo e iscrivetevi anche al canale. Sono tutte cose, diciamo, che possono essere fatte in pochissimi secondi andando ad agire sotto al video sul canale YouTube. Ok? Quindi lì c'è sia iscriviti, sia like, sia condividi e sia commenta. Ci sono queste quattro voci e quindi qualora lo riteniate opportuno anche una sola delle quattro basta e avanza per far conoscere questo piccolo canale. Ok? Per aiutarmi andate per esempio sopra, vedete sta passando www.starwarsstore.it. Ancora per poco ci saranno questi siti, poi diverranno, io li chiuderò questi siti e diverranno solo canali Telegram e pagine Facebook. Comunque starwarsstore.it ancora esiste, andate tramite il vostro browser e andate a vedere questo sito pieno di materiale dedicato a Star Wars. Molto materiale non c'è più su Amazon, perché tanto tempo fa, quando è nato il sito nel 2021, Star Wars era rinata alla grande come merchandising e su Amazon era pieno di prodotti riguardanti la galassia lontana, adesso un po' meno. Andate anche su legolando.it è pieno di link a set Lego, pure quello andrebbe aggiornato, vedete sta passando adesso, solo che aggiornare tutto. Ciao Willy! Ciao Willy, grazie di essere stato qui con me. Se non hai visto pezzi di live, sai benissimo che puoi recuperarle quando vuoi. Questa live fortunatamente ha già la copertina che l'ho disegnata prima di andare in live, quindi dovrò solo togliere ovviamente il bollino restream e poi va benissimo così. Quindi grazie di essere stato qui con me, che hai scritto un saluto a Reni, grazie, un mio fedele follower, ok. Stavo dicendo poi che legolando.it ancora esiste, ci sono link a tantissimi set Lego, purtroppo la Lego fa uscire ogni anno anche set nuovi, oltre a diciamo, i set proprio fisici, fa le macro, diciamo come se fosse Harry Potter. Adesso uscirà un'altra collezione Harry Potter, quindi un'altra macro categoria Harry Potter, perché sarà dedicata alla serie di Harry Potter e ci saranno tanti Lego anche all'interno di quest'altra categoria. Quindi che ne so, Lego City è una categoria, Lego Technic è una categoria, Lego Disney è una categoria, ce ne stanno talmente tante di tutte queste categorie che già solo metterle insieme una sotto l'altra, diciamo, uno deve scorrere, perché sono tanti loghi che contengono poi i vari set singoli della Lego. Poi ovviamente sotto ogni set ci sono i set più grandi, i set più piccoli, i set per bambini, i set per adulti, diciamo ce n'è di tutti i tipi. Io sono stato al Lego Store e i Lego Store ovviamente, per quanto possono essere grandi, hanno solo una scelta limitata di quelli che sono i Lego disponibili. Io per esempio qui a Roma so che Cossuto, qui alla Romanina, ha tantissimi Lego, ma proprio tanti, e quasi sempre tutti in offerta.
bellissimi, però se volete comprare online, se non siete di Roma, andate su legolando.it e lì trovate qualcosa. Ok? Poi ovviamente dopo Legolando c'è pure renij.it. Ah, sta passando magliette vintage, anche magliettevintage.it è un sito dedicato alle magliette, alle t-shirt, visto che arriva l'estate, potete andare su quel sito e scegliere le vostre magliette, quindi magliettevintage.it, ok? Poi c'è renij.it che contiene tutto il materiale dedicato alla musica, non solo al mondo del DJing, ma alla musica in generale. Ci sono anche amplificatori, casse attive e passive, ci sono giradischi, ci sono cuffie, microfoni, c'è un po' di tutto, mixer, ci sono CDJ, ci sono le console, insomma c'è un po' di tutto. Quindi andate a visitare anche renij.it. Io ho fatto tutti questi siti proprio per aiutarvi negli acquisti su Amazon, ok? Allora, detto questo, io mi sa che ho terminato e quindi vi posso lasciare augurandovi buon pranzo a chi sta andando a pranzo e augurando buon pomeriggio a tutti gli altri, sia a chi ha visto questo video in diretta. Sono le ore 13 e 13 minuti, se non sbaglio, sì, mi sembra proprio le 13 e 13 minuti, vediamo un po', sì, 13 e 13 minuti, non fa una piega, 13 e 13, di questo 27, oggi è lunedì 27 aprile 2026, quindi già siamo arrivati al quarto mese, stiamo agli sgoccioli. Io ho fatto una live al mese, oramai mi è complicato, però spero di riuscire durante l'estate a recuperare un po' di live e a farvi vedere anche del materiale un po' più interessante di quello che diciamo che ho mostrato, che questi bene o male sono vinili, tutta roba moderna. Ok, io spero di poter durante l'estate farvi vedere anche per esempio dei vinili degli anni 80-90, per esempio, dei diciamo computer, retro computer degli anni 80-90, dei giochi 80-90, fumetti 80-90, DVD degli anni 90, cioè veramente tanto materiale che io ho di quegli anni e che non vi ho mai mostrato. Quindi spero quest'estate di riuscire a mettere insieme il tempo e il modo di poter mostrare questo materiale. Allora, sto cercando la parte finale intro Reni Retro, Reni J, intro Reni J, mi serve la sigletta finale di Reni J. Dove sta? Oh, c'ho talmente tante cose, intro, Reni Retro, Reni J, oh, c'è qualcosa che non va. Allora, Reni Retro, sigletta finale Reni Retro, Reni J finale 2025, eccola qui. Ok, non ci rimane appunto che salutarci, dandoci appuntamento alla prossima live. Di nuovo, buon pomeriggio a tutti, buon proseguimento di giornata e grazie di aver visto questa live, questo video, nel caso lo vogliate vedere come video. Un saluto da Roma, da Reni J, ciao!